Ma buonasera a tutti amici, da Napoli l'87, forza Napoli, schiattamma la coppa, i coppi, facciamoli male, dai Napoli, dai, e messo il microfono, mette da canna, fu bravo, così. Perché abbiamo chiesto anche una cosa relativa al suo futuro, visto che è notizia di questi giorni che è stata portata proprio all'aggetto. Se sentite che cosa c'è risposto. Dai Napoli. Direttore, quanto è alto il rischio di contraccolpo a livello di fiducia con la Champions League o proprio visto nelle facce, nell'atteggiamento dei giocatori che questo rischio non c'è? Un po' di rischio c'è sempre, però ovviamente i ragazzi hanno dimostrato nell'arco di un anno di saper sempre reagire e contiamo di farcela anche stasera. Abbiamo letto sui giornali che il presidente De Laurentiis... Ma è gobbo di merda! Forza Napoli! avrebbe dichiarato a Spalletti l'intenzione di esercitare questa opzione di rinnovo del suo contratto per il Ma va male a sti gobbi! Possiamo confermare? Ma da parte nostra l'abbiamo sempre confermato, poi non è tanto il momento adesso o dopo, prima. Sicuramente il mister è riconfermatissimo, quindi è una cosa che non fa notizie. Confermatissimo anche Giuntoli, perché lei dice sempre di essere molto felice a Napoli, però sappiamo anche che è nella rosa dei possibili nomi che la Juve sta vagliando per il suo futuro direttore sportivo. Sono iscrizioni giornalistiche. Si chiama fuori quindi? Ma chiamo fuori, ho contratto con Napoli, non c'è niente. Andiamo Napoli, va. Potremmo vedere che cosa succederà. C'è certezza che ha fatto un lavoro straordinario questo ragazzo con Kim, un lavoro straordinario, quello che invece sta facendo Osimhen in questo Napoli che ha fatto in questa stagione, che sicuramente questa sera vuole continuare a fare la differenza. C'era un dato del quale volevo parlare insieme a te, Ciro, prima di dare la linea a Progepardo e Massimo Approsini, che sono 176 tocchi in area avversaria da parte di Victor Osimhen. Giusto per capire, Vlahovic ne ha fatti 88, per fare un metro di paragone. Sì, perché il Napoli è una squadra che comunque verticalizza tantissimo e la prima idea è quella di andare a cercare proprio Osimhen. Lo cercano attraverso le sue qualità, che sono sicuramente l'attacco alla profondità, ma anche la possibilità comunque di mettere questi palloni in mezzo, che spesso è la scheda a fare questo tipo di lavoro nella testa di Osimhen, che regge il giocatore con più gol di testa in questo campionato. Allora ragazzi, direi che abbiamo il tempo di fare un ultimo giro con Federica Zille e Davide Bernardi per capire se ci sono ultime notizie prima del fischio di inizio. Ragazzi, vai Fede, non ti vediamo ma ti sentiremo. Anzi, io e fatto parlando di Victor Osimhen, anche lui uno dei giocatori che è montato in più queste ultime partite, perché con la distrazione all'adduttore sinistra è stato veramente un colpo bassissimo per la stagione del Napoli. Senza di lui è un'altra squadra, perché manca la leadership più che mancano i cambi. Poi ci sono stati altri infortuni, è ancora più complicate le cose per Spalletti. Adesso l'abbiamo visto tornare a spronare i suoi compagni. E una nota da sottolineare: quando sono andate a riscaldarsi sopra il settore ospiti, tutti i tifosi napoletani presenti. Va Napoli, va! Spacca la faccia un po', va! Sì, invece io parlerei di Milik, perché con Osimhen hai comunque un infortunio che è caduto in un momento molto positivo di Milik qua in casa contro il Monza, l'ultimo gol infatti non arriva in Serie A dal 22 gennaio contro l'Atalanta. Buonasera Andrea, buonasera amico mio, attenzione che stasera sono presente, ciao Francesco. Andrea. Vai che ci porti bene pure questa sera Andrea, ci porti bene anche questa sera. E intanto state vedendo da lontano, insomma, quello che succede dall'alto del cielo qui all'Allianz Stadium. Ma papà la casa vostra! Vuoi ricordare ancora a Koulibaly, a Kalidou? Oggi segnerà Kim Min-jae di testa. Siamo vicini allo scudetto, ragazzi. Mamma mia, se vinciamo stasera, la prossima c'è Napoli, Salernitana e Milan Lazio. Se vinciamo questa sera, ci manca poco e prendiamo lo scudetto. Mamma mia, voglio, mamma mia.
Mamma mia, usciamo pazzi qua. Oh. Intanto io sto cercando hotel a Napoli, i prezzi alle stelle, un casino. Speriamo di trovare, di riuscire a prendere qualche posto, perché voglio andarci, voglio andare a festeggiare a Napoli. Perché per chi non lo sa, io sono in Toscana, ma voglio scendere giù a Napoli a festeggiare lo scudetto, che è una cosa che ti rimane dentro poi a vita, ci voglio essere per la festa del Napoli. Gioca a Dombelé, cosa ne pensi di questa mossa? Gioca a Dombelé, io pensavo giocasse anche Anghissà, no, non ci ho fatto caso, ora non sono d'accordo, se gioca a Dombelé non sono d'accordo, io preferisco Anghissà, Zelinski, Lobotka, il centrocampo quello lì per me è inamovibile, devono giocare loro tre, non capisco perché Dombelé, poi lo saprà Spalletti il perché. Bisogna fidarsi dell'allenatore, però io opto per i tre inamovibili. Per me devono giocare loro tre a centrocampo. Si mette più forte, va, si mette più forte, va, si mette più bello e si mette più forte, va. Io vado a Napoli il 30 giugno, vado in aereo così in un'ora e mezza arrivo. Te Andrea, dove stai? Scusa se te lo chiedo, dove vivi? Dove vivi Andrea? Io sono in Toscana. Te dove stai? Quale regione? Anch'issa gioca, tiene fuori Zelinski. Tiene fuori Zelinski. No, ma io non sono d'accordo. Io avrei fatto giocare comunque Zelinski. Andrea, di dove sei? Perché dici che vai il 30 giugno a Napoli, di dove sei? Io vediamo se riesco, vado per la festa scudetto appena la matematica ci fa vincere il tricolore. Se non riesco per la matematica, sicuramente andrò l'ultima di campionato quando il Napoli andrà ad alzare il tricolore. Cioè, alla fine ci vado, perché ci devo andare. Se non è prima, dopo, ma ci vado. Perché comunque è una cosa che ci deve andare. Già l'avevo messo in preventivo, ci devo andare. A Mantova in Lombardia andare in treno troppo sbattimento e prezzi altissimi. Sì, a parte questo Andrea, ora per andare a Napoli oltre che il treno i prezzi sono alti anche il costo dell'hotel, se uno vuole restare lì a Napoli a dormire è alzato tutto, perché visto l'andamento del Napoli, visto il turismo come sta andando a Napoli, è alzato tutto. C'è tanta gente che visita Napoli, un po' se ne è approfittata, diciamo, quelli che poi mettono i prezzi dell'hotel, perché quando io ci andavo a Napoli trovavi l'hotel a 50 euro a notte, ora lo trovi a 80 euro, a 100 euro, a 150 euro a notte. Ti rendi conto come hanno raddoppiato, addirittura triplicato i prezzi? Perché poi è un evento così, tutti vogliono andare a Napoli, no? Io in primis ci voglio andare, però cioè, uno o prenota prima o si ritrova con questi prezzi qui. Infatti io se non dovessi riuscire ad andarci prima, prenoto molto prima per andarci a giugno poi. Io festeggio a Mantova, già pronto la festa in città, anche qui sbattiamo le bandiere in faccia ai milanisti, interisti e juventini. Grande Andrea. Grande Andrea. Comunque l'importante è divertirsi uguale. Io se ce la faccio vado a Napoli, altrimenti ci andrò a fine campionato, che è a giugno, il 4 giugno se non mi sbaglio. Ci siamo, 7 partite comunque, manca poco.
campionato negli ultimi anni ha avuto parecchie sorelle in grado di contendere soggetti importanti in Italia che certamente in Europa. Sa di fatto che questa partita negli ultimi anni ha ulteriormente aumentato la sua importanza. Stasera si gioca Nicola Dessi, buonasera e forza Napoli. Ragazzi, vi invito come sempre a lasciare like, iscrizione al canale chi non è iscritto e condividete la live con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Formazione Juve 3-5-1-1, Szczesny in porta, Gatti, Rugani, Danilo in difesa, Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti, Quadrato per il centrocampo, Sule, Milik per l'attacco. Non ci sarà allora Vlahovic, ma ci sarà Sule ad appoggio di Milik, ex Napoli. Il nostro Napoli gioca con il 4-3-3, Meretti in porta, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anghissà, Lobotka e Dombele, ma non Zielinski, come ha detto Andrea, e poi davanti Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano. Vai Napoli, vai! Per voi sarebbe stato più bello secondo me se lo scudetto l'avesse vinto punto a punto con un'altra squadra, avreste goduto ancora di più, quello sicuramente. Non tifo Napoli. Vabbè. Buonasera Mark, buonasera amico mio, forza Francia, fateli neri. Li facciamo bianco-neri, no, neri, dai, facciamo la nera. Poi le strisce bianche togliamocele, leviamogliele, mamma mia. Facciamolo tutto quanto nera, con bocca carbone. Bongola, cia. A te piace la bongola. Napoli vai, si mette più forte, schiattammo la capa. Vai Napoli. Ale, Napoli, ale, Napoli, ale. Andrea, poi da Capodichino ci facciamo portare in albergo, spero nell'onestà dei taxi napoletani. Nell'onestà dei taxi napoletani. Nicola Dessi, se il Napoli non avesse perso punti nelle ultime giornate, oggi avrebbe potuto già festeggiare lo scudetto, sono d'accordo. Sarebbe stato bello a Torino, mamma mia. Andrea, speriamo di non vedere squadre italiane alzare Coppa Europea, al massimo la Fiorentina nella Coppa inutile. Buonasera Rino, buonasera e forza Napoli. Un bacione a Rino, il nostro moderatore, che oggi è sempre l'onnipresente, c'è più lui che io. Grande Rino e forza Napoli. Facciamo la nera a sti bianco-neri, leviamogli anche le strisce bianche. Ma fa male stasera. E che tu dica fa Rino, siamo vicini al terzo tricolore. Ma non lo so, Rino, te ci scendi per lo scudetto del Napoli? Rino? Perché fate le altre squadre italiane? Boh. Rino, ti ho fatto una domanda, poi quando puoi rispondi. Scendi per lo scudetto del Napoli? Non so se hai sentito me, ma io sto pensando di scendere per la matematica, se ce la faccio, perché con tutti gli hotel occupati, se riesco a trovare un buco, altrimenti lo farò a fine campionato, l'ultima giornata. Non so se riesco. Vabbè, comunque l'importante è festeggiare anche da casa, l'importante è goderselo. Andrea, loro gufano noi e noi facciamo di conseguenza. Io comunque se non è prima, dopo devo scendere, comunque scendo. Se non riesco a fare prima mi prenoto subito per dopo. Vai Napoli, vai!
fino a giugno ci vai, quando è finito tutta la festa, ok, ma è bello uguale, Fai bene Andrea, è uguale, è bello uguale. Nicola Dessi, speriamo non ci siano morti per i festeggiamenti. La paura è quella. Sì, anch'io non appena posso scendo giù. Grande Rino, è inevitabile che un napoletano non scendi giù, è normale, ce l'abbiamo nel sangue. Oggi ci mancano Mario Rui e c'è Olivera, speriamo bene in Olivera perché con il Milan non mi è piaciuto nella partita di ritorno, si è mangiato anche 2 gol di testa. Dombelé ancora titolare oggi, però stavolta al posto di Zielinski non Anghissà, che finalmente gioca questa sera Anghissà. Zielinski un po' in ombra ultimamente, anche se io avrei preferito comunque Zielinski a Dombelé. Meno male c'è Kim in difesa perché insieme a Rachmani è il punto forte e il Ciuchi Lozano al posto di Politano, ahimè infortunato anche lui contro il Milan. Speriamo presto di ritrovare anche Matteo Politano. Comunque speriamo di vedere un grande Ciuchi Lozano stasera. Andrea, anche perché 2 giorni e mezzo a Napoli ti porta 900 euro come riden in 3 persone. 900 euro in 3 persone, sono d'accordo Andrea, perché poi tra una cosa e l'altra i soldi vanno via. Perché poi a Napoli ce n'è roba da comprare, ce n'è roba da mangiare, sicché vanno via. Fai presto, fanno presto. Rino, intanto appena c'è la matematica dalla nostra parte, sfilo per Genova tutto un azzurro. Grande, grande. È il minimo. Io fossi in De Laurentiis comprerei 2 riserve forti nei difensori centrali. Sì, anche io, perché Ostigard per ora sta giocando poco, secondo me Spalletti non l'ha ritenuto all'altezza, perché sta giocando veramente poco o nulla, e Juan Jesus si sta giocando, forse resta, però per me ci servono 2 forti, sì. Bravo Juan Jesus, ma serve qualcosa in più. Intanto la Juventus con Locatelli tira da fuori, largo, nulla di che, come tutto l'anno che ha fatto, ne ha fatto un cazzo Locatelli. Dombelé non aveva giocato male in Coppa, ha pagato caro quella palla persa, che poi ci è costato il gol. Vai Napoli, vai, facciamoli male a questi qua. Cassiamo la casa. Vai, guarda. Vai Napoli, vai. Vai Napoli, vai. Ma che siamo voi? Come mai non me le ha passato di Zielinski? Perché secondo me Spalletti non l'ha visto bene Zielinski. Non è che stia facendo grandi cose, Piotr. Però io avrei preferito tutta la vita Zielinski. Per me il centrocampo deve essere quei 3, devono giocare. No, non penso infortunato Zielinski. Vai! Che bello, domani si lavora, i ponti non si fanno, troppo divertimento fa male. Infatti anche io lavoro, Andrea. Anche io vado a lavorare domani. Niente ponti, i ponti te li mettono in bocca quando non te ne riende. Quando non c'hai i denti ti mettono un ponte. Fila a massimo bocca. Siamo al 5° minuto, Juventus 0, Napoli 0. Tiro in porta di Locatelli, ma una via di niente. Mamma mia.
Vai Don Pelé, fammi vedere qualcosa di Pelé. Il grande Pelé. Un bacio all'anima sua. È quella del nostro grandissimo dio del calcio, Diego Armando Maradona. Vai. Vai. Bravo. Vai. Vai Napoli. Vai, Milik a lunga conservazione. Fallo, Pezzemme! Per me non verrà riscattato. Proprio la Capalla esco 5 minuti. Vai Andrea, vai. Portaci bene, vai Andrea, vai. Oh, e sotto sempre a terra quadrato, c'è scassato un cazzo. Bravo arbitro, non vi scappa. Su simulatore merda. Vai Ciuchi. Fallo, pezzo di me. Fallo. Vai Andrea, esci, dici il marcatore. Ho visto la foto della caviglia gonfia di Lozano dopo il fallo di Leao da rigore. Pensavo non fosse disponibile. Lo stesso pure io, Rino, lo sai. Ho avuto anch'io questo presentimento. Meno male c'è Lozano. Meno male, perché già abbiamo Politano fatto male. Raspadori anche, se non mi sbaglio, non ce l'abbiamo disponibile. Non vorrei sbagliarmi. Se qualcuno sa qualcosa di Raspadori, che me lo scriva nei commenti, nella chat. Vai Napoli, vai Kim. Bravo capitano. Vai Jesus. Ramani allora non ce l'ha fatta. Anche lui sta giocando Juan Jesus. Che abbiamo anche Juan Jesus. Abbiamo Olivera, Don Belé e Jesus. 3 cambi in questa formazione del Napoli. Che poi i titolari lo sappiamo chi sono. Al fianco di Kim c'è Ramani, e insieme al centrocampo anche Salobottica c'è sempre Zelischi, e nel tridente d'attacco, vabbè, Lozano Politano ci sta. Alla fine sono 2 cambi, no 3, Olivera, Don Belé, Olivera e Don Belé, basta. Lozano e Politano su per giù giocano insieme. No, Olivera, Don Belé e Jesus, sono 3. Olivera, Don Belé e Jesus. Cioè manca Mario Rui, Ramani e Zelischi. Zelischi però in panchina. Non lo so se c'è pure Ramani, Raspadori. Non lo so. Dovrei darci un'occhiata. Ora vado a vedere un po' la formazione del Napoli in panchina, chi abbiamo, se sono disponibili Raspadori. Zelischi sicuramente c'è. Ramani e Raspadori non lo so, ti do conferma ora che vado a vedere la panchina del Napoli. Intanto punizione per noi, fallo della Juventus, fallo da parte di Kostic su Di Lorenzo. Allora in panchina c'è Raspadori e c'è anche Ramani. Abbiamo infortunati Politano, Mario Rui e Simeone, il solito ancora. Sì, c'è Ramani, c'è pure Raspadori, c'è. Meno male, dai. Abbiamo Mario Rui, Politano e Ciolito Simeone ancora fuori per l'infortunio. Palla per Szczesny. Allora siamo al 9 minuto e 30 secondi. Juve 0, Napoli 0. Szczesny. E chi da morto quadrato, è scassato cazzo. Oh!
Bravo capità, siamo noi i più forti. Allora andate a chiamare 5 palloni. Che vuoi fare sta Juve? Che vuoi fare? Acciuchina, che vuoi fare? Gatto, c'è il gatto. Grande Osimhen a dare una mano in difesa, la butta via, la spazza via. Di testa, sempre di testa, grandissimo Victor. Vai Lozano, bravo. Acciuchina. Oh, no, mamma mia. Vai, sali di Lorenzo. Vai Lozano, accelera la chissà, vai. Cazzo, vai, c'è Dombele. Vai, non me ne malangare la porta, cazzo. E questo è il nostro difetto. Non riusciamo a ingarrare sta cazzo di porta. Pasquale, la partita dove si vede? Su Sky. No, su Sky, scusami, su DAZN. Mi dispiace Pasquale. Non posso farla vedere, ma se vuoi restare in compagnia puoi ascoltarla. E comunque lascia un like che non si parla. E se vuoi iscriviti al canale, che qua siamo tutti del Napoli, come te. Forza Napoli sempre. Andiamo, pigliala, bravo Jesus. Però spinge la Juventus, corra più. Allarga per Kostic, attenzione a Kostic, cross in mezzo, Kim. Vai. Niente, nulla di che. Grande Kim che c'è. Su Sky non c'è, no, è su DAZN, Pasquale. Non c'è su Sky. Non so per certo, ma mi sa che non c'è su Sky. Io la sto guardando su DAZN. Il Napoli per finire, il Napoli dopo la Champions bisognerà capire se si è tolto delle scuole, però oh, Bianchi! Oh! Olivera! Bravo! Andiamo ragazzi! Stiamo bene! Un simulatore! Gatto! Miau miau! C'è polacco chef! Forza Napoli! Vai, pressa! Bravo Lozano! Mamma mia! Bravo Lozano. Buonasera Ersilia, buonasera, Forza Napoli. Buonasera a tutta la stanza, dice Ersilia. Buonasera a te. Forza Napoli. Ai, brutta questa. Kostic in mezzo. Minico.
l'ha sbagliato Polpo, il Polpo l'ha sbagliata e si è fatto pure male il Polpo, Polpo sei tu, Milik, Polpo sei tu, sei un Polpo sei tu, Polpo sei tu, Miliku, Polpo sei tu, Miliku, Polpo sei tu, Polpo sei tu, Polpo sei tu. Guarda là, nemmeno a due schiacci che sto arma si fa vedere un mulo a lunga conservazione. Vai Kim, vai, eccolo che accelera, eccolo il Kim in fase offensiva, eccolo il treno Kim. Ah, l'ha sporcata Locatelli, se no era un bel pallone per Osimhen. Attenzione che questi qua giocano un po' come ha fatto il Milan nella partita di Champions e ritorno. Giocano in difesa e ripartenza. Si combattono dietro e poi con le ripartenze di Sule e altri giocatori veloci che hanno, Kostic, possano far male. Poi in macchina c'hanno Di Maria, non ci dimentichiamo. Ora non sono sicuro, c'hanno anche Chiesa, penso di sì, ma Vlahovic ce l'ha la qualità la Juve dalla panchina. Attenzione, che questi nel secondo tempo li buttano dentro. Il pallone per Osi era buono, hai ragione Rina, era buono, sì. Peccato che Locatelli l'ha sporcato. Sì, giocano, combatti in difesa, ci danno il possesso palla a noi, il gioco a noi giochiamo, attacchiamo, loro prendono il pallone dalla difesa e vanno in contropiede, così, questa è la partita della Juventus. Cercano di bloccare il nostro attacco e poi ripartire loro di contropiede. Così. Guarda quanti ci sono dietro, ce ne sono 8 della Juve, solo 2 in avanti, 8 a difendere l'area della Juventus. Ora sono risaliti, però quando attacca il Napoli che verso la fase dell'area di rigore della Juve, in 8 sono dietro, avanti a Szczesny. Non bene. Vai Napoli. Orizzontalmente verso Jesus, apertura verso Pippa, si prende qualche metro, poi sceglie la soluzione sullo Sano. Solito Danilo davanti a Giulio Sano, non si ferma, bravo Kvara. Fuori gioco. Szczesny l'aveva presa, però fuori gioco. Fallo, ma che lo scemo quadrato è proprio un simulatore, si butta sempre, basta con spingere o lo soffi, si butta per terra. Vai. Va, su bastardo. Vai, grande Olivera. Bravo Jesus che non l'ha fatto girare a sto polpo. Sai solo cosa vedo? Quando attacchiamo riempiamo poco l'area, dovremmo farlo di più. Sono d'accordo, Rino, dovrebbero seguire più l'azione gli altri giocatori. Non solo quello che porta palla, ma anche quelli che ci sono a fianco. Devono seguire l'azione insieme, tutti quanti.
Segna KK77 alla faccia dei giornali che l'hanno criticato dopo la Champions. Zittiamoli. Infatti, abbiamo zittito tutto quanto. Juve merda, grande Paxwell. Buonasera. Andrea, segniamo a fine primo tempo. Speriamo, va. Speriamo, Andrea. Guardate un simulatore seriale, mamma mia, esatto. Sotto sempre sempre. Finto fa, mamma mia, ma è bravo per fare i teatri, bravo Quadrato. Potrebbe fare teatrini. Vai, pressa, pressa, che questi vanno in difficoltà. Mamma mia, ma chi è Quadrato? Chi è Quadrato a terra? No, è Kostic. Ma gatto, miau miau, gatti, gatti, miau miau, quanti gatti, miau. Neanche toccato. Mario Rui, stagione finita, quello che mi risulta. Povero Mario Rui. Speriamo che guarisce il prima possibile e che si faccia e che si taglia e che si va a tagliare anche i capelli da qualche parrucchiere, perché veramente mi pare Lady Oscar, mi pare. E si fa un po' pure il baffetto, perché con chi li baffo, mamma mia, non si può vedere, non si può vedere, da quando è diventato brutto non si può vedere più Mario Rui, non si può proprio vedere. Francesco, se togli il cappellino segniamo, fide. E che capito le Kurt, Andrea? Grande Dombele, grande giocatore. Ci sarà il contrasto con Rabiot, Locatelli, Armina. Fallo c'è, sicuramente ci sia. Poi magari sta parlando, magari qualcuno sentire, ma anche farci raccontare qualcosa sul netto arbitrali questi 23 minuti. Non è ritirato Locatelli, nessuno mai vista di Bologna. Comunque già, occhio alla bocca, apertura orizzontale. Nella zona di Lorenzo è aperto sullo Sani, l'incontro è sicuramente anch'esso. Andiamo Napoli a lungo che no. Per adesso la partita molto corretta, semplicemente c'è stato questo cartellino giallo per Locatelli, il motivo è naturalmente per la spazio, è potenzialmente pericolosa, però in realtà è una posizione decisamente eccessiva da parte della difesa della schiena. Juventino, a Pangul. Chi non salta è Juventino, chi non salta è Juventino, chi non salta è Gobbo, chi non salta è Atena, a Gobbo. Dai che se lasciano gli spazi li infiliamo. Gobbenberg. Vai Dombele, vai. Vai, mamma mia, te lo passa la palla, Dombele. Mamma mia, grande Guevara, grande simulatore e merda, sempre a te, lui. Quadrato, va a te a fanculo, tu e tu t'aiuto. Caro sempre a te, succede.
Iessa Luca, cercando subito l'inserimento, qui non vedo niente. Allora, qua scheda, Quadrado uscire, Quadrado, alla buona adesso per i clienti bianconero, ancora Miretti, cerca il condoglio per Ai, la vanghizza. La vanghizza. Provare a incidere, poi si vede più avanti alle spalle dell'attaccante. Ecco il simulatore. Quadrato. Triangolo e rotondo. Andiamo per la te merda, pure tu ti ci metti, tu. Mamma mia, oh. Un arbitro a favore nostro non ce n'è mai, un arbitro regolare, no a favore nostro, un arbitro che arbitra per bene. Ha sempre un bucazzo a noi, no? Sempre da noi. Oh! Mamma mia, come l'ho vista brutta, mamma mia. Mamma mia. Dai che si lasciano degli spazi, li infiliamo. Speriamo, Andrea. È mancato Kostic che chiudesse dal lato opposto. Proprio una buona occasione per lui. Andiamo ragazzi, su con i like, condivisione e anche iscrizione, chi non è iscritto ovviamente. 27 minuti sul crono. 0-0, Rico che si è un po' passato nel minuto dopo la partenza certamente veloce da una parte e dall'altra. Andiamo. Guarda che prima, semplicissima ma efficace da parte di Kim, verso l'idea, nell'incontro Kvaratskhelia. Vai Kvara, vai Kvara, vai. Poi scende il Dobele. Andiamo ragazzi. Compagno di movimento lo Walker. Anghissa, prende spazio per verticale per Osimhen, subito vista dal bianco. Quindi Di Lorenzo, ancora lo Walker. Dobele, lo Walker. Jesus. Oliver. Pasquet. 1 contro 2, va verticalmente. Ottimo Dobele. Arriva direttamente a partire. Vai Napoli! Vai ragazzi! Andiamo ragazzi! Che lo facciamo, andiamo che li infiliamo, dai! Questi lo spazio ce lo danno. Ci danno prateria, andiamo Napoli! Bello. La sfida per Lozano che pensa al cross da dentro a cercare Di Lorenzo, prova Rubiani. Sfiora chissà. Poi lo bocca, tocca. Cazzo! Ah, meno male lungo, meno male, ci è andata bene qui ripartenza della Juve su un pallone sbagliato di Lobotka, ci è andata bene. Ci è andata bene, anche Lobotka può sbagliare purtroppo. Sono umani, anche lui è umano. Vai, vai, Ciuchi. Vai. Ah, cazzo. Oh, ma c'è mano, c'è. Vai, Kvara. Ah. Bravo Lobotka. Bravo Napoli, come si palleggia, però conclusioni, centriamo la porta, segniamo, ci manca il gol, ma segniamo. Vai, vai, vai Oliver. Ricomincia con Jesus, guarda qui. Di Lorenzo, altra apertura verso Lozano. Quello che non succede sul lato destro, sia Danilo viene lasciato insomma, 1 contro 1 con Lozano, insomma, succede da questa parte, però appena se la palla qua a schiena gli si fanno vicino oltre il quadrato sul velo. Esatto, il livello di
attenzione sul lato destro del proprio fronte difensivo della Juve sicuramente più marcato, ovviamente anche le caratteristiche di Kvaratskhelia portano a una maggiore attenzione, assoluta attenzione, assoluto senso di urgenza. Tocco di Mancesus, palla che non deve serve verso Kvaratskhelia, ecco qua, la doppia rimarca più, ecco Palaro che interviene, arriva a terra e Giorgiano a verificare le condizioni che ha te, non è convinto, adesso rivedremo. 31 sul cronometro. Buonasera Riccardo Nasser, quando stanno? 0-0. Siamo 0-0 Riccardo. C'è fallo là su Kvaratskhelia, bastardo. Anche Starbito dice fischio un cazzo. Oh. Era... no. Sì, Guerra sta giocando bene. Sta giocando bene. Quindi vediamo proprio che va fino in fondo questo qualche minuto fa mette dentro questo pallone, quindi che si capa dall'altra parte, non si deve intervenire, adesso mi mettono a dedicare le condizioni di Kvaratskhelia che ferma a terra da un minuto e 2 del terzo. Rigore sbagliato contro il Milan, post molto tenero, di scuse a tutti i tifosi, il cuore di Leao ha risposta a dimostrazione che poi insomma tra grandi giocatori c'è un senso di comunanza, di compartecipazione delle vicende sportive al netto delle rivalità che ovviamente sono enormi, così come era enorme la posta in palio, dove i Kvaratskhelia rimangono meravigliosi in questa stagione, 12 gol, solo nella squadra del Napoli Sallustro ha fatto meglio, stagione 1929-1930. Oh, non lo so Rino se l'ha toccata, comunque. Intanto non so se il Camarelli vuole magari tra poco sentire un po' internet, perché adesso ci sono verificare le condizioni dei giocatori giocati. No, Kvaratskhelia no, Fabio ne approfitta per dibattito si rialza Kvaratskhelia e con Gol deve eguagliare il Cacacalazze con il miglior marcatore georgiano in Serie A, lo farebbe davvero in pochissimo tempo. Adesso la indicazione dello staff medico, ecco, vediamo il replay, poi contatto il video, mano destra Per il chigno di chi si rende conto che ha rischiato tanto, secondo me, qui. Cioè, comunque la palla era lontana. Insomma, la botta data non aveva nessuna finalità. no, assolutamente, nessun intento, diciamo, giallo gli dovevi dare, sul Giorgiano ci ha fatto male a Kvaratskhelia, chi è morto. adesso si rialza e sta per tornare sul terreno di gioco. Vai Kvara, puniscili. Può provare a salire, si fa vedere su dentro le linee, Locatelli va bene profondo, Oh, piglia un simulatore, prendi a quadrato a triangolo. Beh, tanto non sa giocare, non sa giocare. Vai Dombele, bravo. È uscito. Fondo, rimessa dal fondo per il nostro Napoli. Quadrato si è portato il pallone oltre la linea del fondo. Bisogna anche fare attenzione a dei particolari in questo episodio. Napoli. Ragazzi, lasciate like, iscrizione e condividete se non l'avete fatto. Forza Napoli. Gatti non prende sul volto pieno l'avversario, ma è una violenta perché si vede proprio dall'atteggiamento. Andiamo, bisogna vincere. Se vinciamo allontaniamo Lazio e Juventus, la stessa Juventus ci manca praticamente se la Juve e il Milan non dovessero vincere, Juve e Lazio non dovessero vincere la prossima partita, il Napoli potrebbe essere già campione d'Italia, voglio clamorosa. Prende qualche metro, appoggio orizzontalmente nella zona di Lorenzo, ancora verso il piede. Ci siamo vicini al trionfo del campionato, meritatissimo. E io voglio esserci, o prima o dopo voglio esserci. Andiamo Napoli. Nuovamente livello, prova il corridoio per servire a Chissa, la pressione da parte di Rabiot, si sta facendo minaccioso, riuscito a cavarsi al centrocampista del Napoli. Kvaratskhelia trova ancora il corridoio verso Anchissa che va praticamente su un Dombele, intervento sul muro da parte di Rabiot.
Cavo Dombele. calcio di punizione del Napoli, era attacco lupido, rabbioso, qui sul Dombele. Allora, Napoli cerca di svuotare quella zona centrale e toglie la bocca, diciamo, dalla prima costruzione. Allora, chi è che si deve assumere la responsabilità di prendere questo pallone in due termini? Visto come di solito lo fanno anche i senza rischi. Adesso vediamo se abbiamo una connessione fra Ghissà e Dombele. Poi la parola di del Napoli. Tanto Lugani che va in rinvio, cerca la profondità, trova l'intervento da parte di Di Lorenzo, ma che resta lì, in quella zona di campo, alla fine un altro colpo di testa a cercare la bocca, anticipa la parte di Locatelli, prova a distendersi da Juve, la bocca ci mette la testa per un attimo, arriva su lei, prova a andarsene su lei, una contro due, ancora la pressione su di lui. Poi sbaglia completamente lo stop qui. Bravo Lozano, mamma mia! Vai che va da solo! Lozano! C'è che va da solo, ma che cazzo? Che cazzo fai? C'era da solo, c'era, ma dove cazzo vai da solo col pallone? Dove cazzo vai? C'era Giorgiano da solo, libero là, che aspettava il pallone, aspettava. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Decisivo, va sottolineato da parte di Danilo, che sta per prima, questa è la reazione di Kvaratskhelia, c'era lo scopo di servire il 76. Ma infatti io non capisco, io non lo so. Lozano, non è che cazzo voleva fare, voleva in porto con tutto il pallone. C'erano due a raddoppiare lui, era da solo Kvaratskhelia, porca infame. Lozano sempre il solito, non guarda, ma te non paravocchio annanzi a lui, chiudo. Te non paravocchio te. Mamma mia. Sempre scimità da fare. 38esimo, Juve 0, Napoli 0, punizione per il Napoli. Kvara sul pallone. Mamma mia, calcio d'angolo. Danilo la butta in calcio d'angolo. Sì. Giocano come Tyson, Andrea. Calcio d'angolo, Kvaratskhelia sul pallone. Rabiot la spazza via di destra. La recupera Lobotka. Anghissà. Lozano. Nostra. Andiamo Napoli. Vai Napoli, vai! Spacca la faccia. Oh Gob. Vai Jesus, girala. Andiamo Napoli, dai. Vai Napoli, va. Va di Lorenzo, vai. Vai, fai movimento lì, cazzo. Grande Anghissà. Oh, fallo, giallo. A fa bocco. A fa bocco. E che cazzo? Che poi Lozano avesse un bel tiro da fuori, non ce l'ha nemmeno. Perché? Anghissà, fenomenale Anghissà. Ma che sta combinando? Vai Napoli! Sono sempre Osimhen, Juan Jesus, Kim, Olivera, Di Lorenzo. Tecnicamente fuori aria, sta arrivando anche Anghissà. Punizione ancora per il nostro Napoli, il Kvara e mezzo. Dai.
di Rabiot, vai. la responsabilità di quello che può succedere pensa molto chiara. Grazie a Lucatalenti, Fabio finisce in out, 41esimo il corso. La rimessa laterale a disposizione del Napoli, con Rivera pronto ad andare, ricordo che sia una super puntata di Super Tele, perché ovviamente c'è arrivata una sfida fondamentale per la parte alta della classifica della lotta Champions e l'Europa League. Oggi anche Francesco Totti, super ospite, ci sarà anche Alberto Girardino, Luca Codici, Ferrara, Gigi Biagio, Diodato, Sofia Goccia e tante altre sorprese da non perdere. Vai, 2 a pressa, grande. Atalanta-Roma, play in posto attivo. Occhio a Kvaratskhelia, 1 contro 2. Wow. Magia di Kvaratskhelia, Olivera, prova a metterla in mezzo. Mamma mia, guarda che combina. Milik di merda! Ma dove? Che se tu pure che stato un bastardo. Ma guarda là che prima. No. Ma su struzza è me. Oh. Ma che fa? Chi se fa le Milik su struzza? Ma dove è fallo di Jesus? Ma dove che cotena così suggi? Ma dove? Ma va a fanculo, va. Ma va a fanculo, va. Maledetto. Oh, ma l'arbitro, ma che cazzo so bevono quando io con Napoli? Io non lo so. Ma si mettono d'accordo, si mettono d'accordo gli arbitri quando devono arbitrare il Napoli, non lo so, si mettono d'accordo, si mettono. Vai Olivera, vai. Vai Lobo. Andiamo ragazzi, siamo al 43esimo, 0-0 ancora. Non è male un pareggio a Torino, È comunque un risultato positivo per il Napoli. Però ovviamente vincere mette ancora di più un mattoncino allo scudetto. Manca pochissimo proprio, un pelo per arrivare allo scudetto. Poi il pareggio comunque è buono, non è male, è più buono per noi che per la Juve il pareggio questa sera. Uscire con un pareggio non è male, vincere ovviamente ci avvicina a quello che è lo scudetto. Questione di tempo ragazzi, o prima o dopo, l'importante è uscirne con un risultato positivo. Vai lo so. Così, mamma mia. Mamma mia. Oh. La sterzata, la deviazione di Lorenzo Meret. Bravo Meret. Meno male che hanno sbagliato pure loro, sbagliano i contropiedi, meno male. Prima ha fatto un sombrero con calma, si è liberato dalla pressione del Napoli, ha fatto ripartire Quadrato. Si è proposto per il cambio gioco, ha fatto quei tempi giusti, poi è stato bravo anche Dobbelé di Lorenzo, perché Costi si sta preparando a calciare. Napoli perfetto nell'adattamento finale, con Di Lorenzo ha fatto un gran lavoro, la palla di Locatelli era perfetta e corroborava ulteriormente la qualità dell'azione della Juve, che era proprio dalla sua uscita, oltretutto una situazione non semplicissima. 2 minuti di recupero lo segnalano, dunque si giocherà per altri 120 secondi. Occhio allo Osimhen. Viene disturbato, ma riesce comunque a far vedere la parola della zona di Lozano. Può dare verso Kvaratskhelia. Prova con cazzo. Prova a ripartire, cercare Milik. Meret. Bravo Meret. Sceglie di fare i piedi, fa con calma verso Di Lorenzo. 100 secondi. Bravo Alex. Allora verso Lozano, che può provare a puntare l'uomo contro uno, sai, vai. Entrambi a segno per 4-3 dell'agosto del 2019, entrambi a debutto. Danilo segnò 29 secondi dopo l'ingresso in campo.
al minuto 15 per l'infortunio del Scipio, davvero numeri da record in quella circostanza. È rimesso laterale per il Napoli, con Di Lorenzo, segna anche lui per sé. Tende il momento e alla fine tocco di ritorno a parte di Anghissa, ancora Di Lorenzo, quindi Dombele, riapre Olivera, ancora un minuto da giocare, Kvaratskhelia può provare a buttare l'uomo, si tratta di Quadrato, solito la doppia per la parte di Fulè, Kvaratskhelia, c'è un po' di campo per Di Lorenzo, che poi va mobile in mezzo, ma trova Gatti che allontana, altra possibilità per Di Lorenzo, che indirizza bene, per Lozano prende il tempo. Mamma mia, cazzo! Ancora, Kostic alle sue spalle Lozano, va a rinviare questo pallone, 40 secondi da giocare, alla tenuta alla grande qui da Milik, Dombele senza fallo, possibilità Napoli. Vai! Ah! Cazzo di chiusura ha fatto. Andiamo che ci siamo. Vai Lobo. Bello, vai Lozano. 20 secondi, Lozano, lo bocca. Quindi Dombele, Sigornia, riapre, Anghissa. Alla metà strada si arriva a Kvaratskhelia, evita l'out. Ancora Anghissa. Juan Jesus, e dunque finisce. Bravo Napoli. Dai. Voglio più cinismo sotto porta, però dobbiamo tirare di più. A livello di possesso palla, a livello di gioco ci siamo, però bisogna tirare di più in porta, perché abbiamo tirato poco. Dobbiamo essere più cattivi e tirare di più in porta. Che quello che manca al Napoli è il gol. Mamma mia. Se passava quel pallone. Molto attenta la Juve in fase difensiva. E attenzione che qualche contropiede, qualche imbucata l'abbiamo avuto anche noi. Ci è andata bene che hanno sbagliato l'ultimo passaggio anche la Juventus. Bisogna dirlo. Anche la Juve ha avuto le sue occasioni in contropiede, ovviamente, perché la Juventus sta facendo la partita di contropiede. Aspetta gli errori in fase offensiva da parte del Napoli, recupero palla e via per il contropiede. Sta giocando così la Juventus, come ha giocato il Milan a Napoli nella partita di ritorno. Dovremmo cercare di aprire la loro difesa evitando di accentrarci e giocare più sulle fasce. D'accordo, Lino? Ma cosa c'è da fare di migliore nel secondo tempo? Dobbiamo continuare a girare il palo, come stiamo facendo alla fine del primo tempo, e poi trovare lo spazio giusto per fare gol e sicuramente portare la vittoria. Grazie a Juan Jesus, diretta. Questo quindi è quello che vuole fare Juan Jesus nel secondo tempo per provare a sbloccare questa partita, perché per il momento qui in diretta dall'Allianz Stadium insieme a Ciro Ferrara tra pochissimo commenteremo quello che è successo in questo primo tempo, perché ci sono tante cose da rivedere, soltanto che non è ancora arrivato il gol. Il risultato è 0-0 tra Juventus e Napoli, quindi ci fermiamo per pochissimo e poi ritorniamo qui per commentare tutto. Ragazzi, tutti a bere un caffè freddo, un caffeino, un teino, quello che vi pare a voi. Ci assentiamo per poco, ragazzi. Forza Napoli e speriamo di trovare il gol nel secondo tempo. A fra poco. Lasciate un like, l'iscrizione e condividete. E magari pure una piccola donazione, un caffeino, una pizza, una birra, qualcosa per Napoliel. Donazione, trovate PayPal in descrizione se volete donare qualcosa per il povero Napoliel. E niente, voglio, ma assento, ci vediamo fra poco. Vai.
Eccoci qua. Eccoci a capo, secondo tempo. Un po' diversa di me. In questa circostanza. Allora, vi stavo dicendo che poi c'è stato uno scontro che ha fatto discutere molto quello che ha visto il protagonista Gatti su Kvaratskhelia. Allora vorrei andare subito da Luca Marelli, Luca, per cercare di fare chiarezza proprio su quello che Ferrara, è successo. c'hai il maglioncino nero e la camicella bianca. Mi sa che sei un poco juventino questa sera. Forza Napoli, Ferrara, eppure sei napolitana. Che cazzo. Buonasera Luca Morgan. Forza Napoli, semmai. La Juve perde, mi sa sì, che perde la Juve. State accorto, Luca. Stai attento a questo Napoli. Stai attento a Kvaratskhelia, che stasera ti punisce. State attento. Molto attento. Non conta nulla che Kvaratskhelia sia stato preso dal pugno di Gatti. Quello che conta è l'intenzione, perché nel regolamento c'è scritto che tentativo, colpire o tentare di colpire un avversario deve essere punito con l'espulsione nel caso in cui si tratti di un gesto violento, come in questo caso. Vi invito a rivedere questo gesto proprio vedendo l'espressione. C'era il rosso per Gatti, c'era il rosso per Gatti, gesto violento, cazzotto in testa a Kvaratskhelia, volontario, non volontario, non ce ne frega niente, c'era il rosso. Attengo? Che cazzo dici? Ma come parli? Attengo? Attento? Stai inguaiato, voglio. Stai proprio inguaiato. Sei proprio messo male. Sei messo male. Ma che è la Pantera Rosa stasera? C'è la Pantera Rosa. Dodom, 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 dodom. Botti Fire 2000, buonasera e Forza Napoli. Marco Rossi, Forza Napoli. Non lo dico quella, Forza Napoli Marco, Forza Napoli. Si mette più forti, siamo azzurri, siamo i più belli, come il cielo e come il mare. Alle vostre spalle ci stanno i Cobbe e Mert. Quello che succederà secondo te, perché intanto vedete che poi dopo anche Dusan Vlahovic. Prima però vi voglio ricordare che Vlahovic che è un morto. Ma perché un calciatore Dusan Vlahovic da quando è a Torino a me non sembra più un calciatore. una bellissima sorpresa, un super ospite. Ciao Marco. Però Marco, se c'è la gobba a vita, mi sa che devi andare da qualche dottore a farti visitare. Devi andare da dottore a farti visitare, perché non sei normale. A dopo, ciao, Forza Napoli, che ce ne fotte? Perché Osimhen? Cosa Osimhen? Perché Osimhen? Cioè, non l'ho capito. Come perdere con il Milan? Come ha perso la Juve in quella finale di Champions, uguale, no? Come perdere con il Milan. Voi ne sapete qualcosa? Ne sapete qualcosa meglio di noi, che avete perso una finale di Champions League con il Milan. Vai, Napoli, vai, schiatta la faccia, schiatta la capa, metterla sotto per a zebra. Mamma mia, Napoli, vai. Comunque lasciate like, iscrizione al canale, condividete la live e se volete fare pure una piccola donazione per il cosiddetto Napoliello, un caffeino, un birrino, una pizzina, una cioccolata, che le capo tu, frate. Bella, almeno abbiamo 2 Champions, il Napoli 0, vabbè, è vero,
noi abbiamo 0 Champions, 0 Coppe Campioni, ma abbiamo 3 scudetti da leoni, voi 38, 36 da coglioni, da agnelloni, da agnelli. Noi da leone e voi da agnelli, 36 da agnelli, voi siete proprio proprio state proprio anzi state proprio come i gatti difensore vostro, miau miau miau, che non è stato nemmeno buttato fuori, meritava l'espulsione, dai, ha dato un cazzotto in capo a Kvaratskhelia, perché Kvaratskhelia poi quelle giocate nello stretto non stanno capendo niente i tuoi giocatori, non stanno capendo niente i tuoi giocatori. 35 scudetti d'Agnelli, meglio da 3 da Leone, no? Che 35 d'Agnelli. Caro Marco Rossi, che stasera vi facciamo Rossi. La vita. Stasera ci avete davanti futuri campioni, può darsi, non lo so, almeno che non state facendo, state a fare i calcoli ancora per vincere il campionato, perché comunque mancano ancora, se vincete oggi 7 partite, 3 per 7 21, 3 per 8 24, sono 24 punti, il Napoli ne perde 6, 5 e poi vincete lo scudetto, no? Può darsi, no? Sebastian Miaili, forza Napoli sempre. Lo sai che il Napoli è la più forte, lo sai che il Napoli è la più bella, lo sai che il Napoli è primo, lo sai che siamo vicini al tricolore, lo sai che la Juventus quest'anno dovrà soffrire, lo sai che la Juventus dovrà vedere quella cosa sul petto di un'altra squadra, lo sai che ti fa male dopo l'andata 5-1, lo sai che stasera potresti perdere un'altra volta, lo sai. Comunque si scherza, comunque potete scrivere quello che volete. Mangi la pizza grande Marco, si scherza comunque, si ruzza, basta non andare sull'offendere, perché è brutto, lo sport è bello per questo, io accetto anche i juventini sul canale perché sfottò, la rivalità è bella per questo, c'è lo sfottò, ma non si va oltre lo sfottò. Sono i benvenuti tutti sul mio canale. Ovviamente forza Napoli sempre. Viva Napoli, città e Napoli squadra. O cuore mio, o cuore nostro, a vita mia, a vita nostra. Mammero Carmine Napoli, faccio paria, faccio alleria. Mamma mia, oh mamma mia. Come secondo te? Classico atteggiamento con 8 giocatori sulla linea di campo. Come sempre, il Napoli quando fischia il fischio d'inizio del secondo tempo, sempre allineati sulla linea del centrocampo, in 8. Solo il Napoli. Siamo forti, siamo uniti. Che squadra il Napoli! Che squadra il Napoli! Napoli! Vabbè, se vincete cambia poco, per noi cambia poco. È ovvio che prendere un risultato positivo ci siamo quasi. È voi che state ancora credendo che potete rimontare in 8 partite, capito? E se stasera non vinci, ci rimane un po' di cacchetta. Voi avete più l'obbligo di dover vincerla sta partita.
Bravo capitano, bravo capitano. Va bene Sebastian, il Napoli perde, sì, come no, come no. risolvere le tante cose in caso, possibilità per la Juve. 6 il salto per dietro ieri. Il Napoli a protezione dei propri 16 metri. 47esimo calcio d'angolo per la Juventus. C'è chi è? Miretti sul pallone. Ci stava arrivando Milik di naso, però non gli si è allungato il naso. Rimessa dal fondo per il Napoli. Sono già passati 3 minuti del primo tempo. Juventus 0, Napoli 0. Rabiot che aveva da innescare Quadrato, palla che finisce in altri che sarà. Poi il primo tempo Miele è stato il primo tempo che il Napoli ha provato a gestire sicuramente di più numericamente dal punto di vista del possesso, però non sono riuscito a tirare verso la porta di Scesni e quindi si è riuscito solo con E quello è il problema del Napoli, che fa tanto gioco, tanto possesso palla, ma poi non tiriamo in porta. Dobbiamo tirare, se no non segniamo. Quello che conta alla fine è segnare e vincere la partita. Ha voglia a fare gioco, ma se non tiri, non segni. Contropiede Juve, attenzione al Quadrato. Attenzione al simulatore. Mamma mia. Mamma mia. Palla gol per la Juve. Palla gol per la Juve, meno male non c'è andato nessuno. Super Bowl, buonasera. Prima di tutto iscriviti al canale se sei qui, lascia like e condividi. Non posso farla vedere, te la posso far ascoltare perché sennò mi bannano. Comunque forza Napoli sempre, aiuto. Sempre forza Napoli, Super Bowl. Vai Lozano, vai giù. Vai, oh. Mamma mia! Vai che vai Raschelia, vai che vai Raschelia! Vai, oh, non me ne... Calcio d'angolo, Locatelli la deve e va in calcio d'angolo per il Napoli. Palla con l'angolo. Tiro da fuori di Dombelé. Deviato da Locatelli. Bella parata del portiere della Juve, centrale, Ma Dombelé, madonna, non azzecca uno. Ci vuole Piotr, dentro Zielinski, fuori Dombelé, dai. Vai! Mamma mia di Lorenzo. Perché mi bannano Super Bowl, non posso. Mi bannano il canale. Se no te la farei vedere a te come a tutti gli altri, no? Volentieri lo farei. Che pensi? Che non lo potrei fare? Non lo voglio fare, è che non posso. Mamma mia, Di Lorenzo non è riuscito a dargli forza perché c'era Quadrato che l'ha sbilanciato sullo stacco.
vai addosso. Bravo, capitano. Cercato anche di tornare perché Milik era uscito a tentare il passaggio ma ai 15 metri. Lo scambio con Locatelli è ancora quadrato verso la più. Vai. Leva di palla, cazzo. La precisa. La messa giù bene qui da Sole. Aperta ancora le sue spalle, sempre verso quadrato. Oh, da solo. Lo controlla con Kim, prova lo sfrutto, la deviazione di Grande Kim, grande. Grande Kim. Fa mu. Era pure fuori gioco. Era anche fuori gioco, cioè. Comunque non si passa il muro difensivo. Il muro coreano. Vai Jesus, vai. Infatti era fuori gioco di 6 metri, giusto Lino? Oltre che il grande intervento di Kim. Vai. Sali, Jesus. Bravo. Smarcato, bravo Dombele. Andiamo ragazzi, andiamo, crediamoci che si può vincere, andiamo Napoli. Si può vincere come nel 2018-19, il gol di Koulibaly, la possiamo vincere, andiamo Napoli. Sta Juve non è nessuno. Sta Juventus non è nessuno, la possiamo battere a Torino. Palla che finisce in alto, 54 minuti sul cronometro. Ne approfitta Massimiliano per dare ulteriore pacca, incoraggiamento. Vai Osimhen. Inizia qui Locatelli, Osimhen recupera un bel pallone. C'è Kvaratskhelia che poi si deve arrivare a Bocca, ma ancora Kvaratskhelia. Bravo Kvara, va bene, va bene. Sì, però Gatti gli concede la possibilità di calciare, ha paura della calciare perché sa la qualità del Girosanno. Gli si aprono specchi, si cerca per gli studi della sottolinea. Però la porta non si prende, tiriamo ma non si prende la porta. Cazzo, è Dombele e Kvaratskhelia, cazzo. Pigliamola la porta. Prendiamo, cerchiamo di prendere lo specchio della porta. Che chi si ca la Juve è capace fa un'occasione perché tengono pure tutto, vuoi vedere? Si cessi. Vai. Ci vorrebbe una bella vittoria di Ortomuso per noi però. Giusto lì. Gli starebbe proprio bella stretto l'Ortomuso. Sai come sarebbe bello? Come è bello vincere di Ortomuso contro la Juventus. Attenzione. Bravo Jesus. E questo si incarta, Acciuchina, sei incazzata? Sei incazzata, boiati. Esatto. Vai Gesù. Andiamo Osimhen. Sali. Bravi. Vai, c'è chi sta su. Fallo. Gatti, c'è scassato un cazzo. Giallo, arbitro, c'ha scassato un cazzo. Succede. È di Danilo, però... Ho visto il pugno di Gotti, era rosso netto, proprio gli tira una manata di frustrazione da cattivo. Ci stava, è rosso, infatti
l'avevano detto anche i commentatori a fine primo tempo, era giusto il rosso, perché come da regolamento se uno fa fallo di frustrazione, di fallo con le mani, che sia calcio o un cazzotto, va espulso, rosso diretto. E Gatti doveva prendere il rosso, non c'è stato. Andiamo Napoli. L'ho rivista anche Andrea, era rosso, senza ombra di dubbio, era rosso. Fallo! Ah, bocca, vai là, vai là. Mamma mia, come tiene il pallone Lobotka. Milik, tu volevi portare a casa tu vuoi scusare? Tu vuoi scusare? Vuoi dare un bacio? Vuoi fare naso e naso? Dice la verità. Però, che va, era... Tu hai tirato in botte, che hai fatto là? Non era né un cross, né niente. Andiamo ragazzi. Francesco, se giri il cappello segniamo, ancora. Ancora. O ce la tieni con i cappellini miei, Andrea? Non lo posso girare, mi sta male, non lo posso levare, mi sta male. Non è che non voglio fare, è proprio che non posso in questo momento. Sono in condizioni. Comunque segniamo ugualmente, Andrea, senza il cappellino lo posso toccare, quindi lo tocco. Vai Napoli, vai chissà, allarga, ce lo sa. Però salite, che siete in 2 contro 3, sali, chi ti è morto. Siamo in pochi, sali. Vai. Appoggio per Lozano, ancora Di Lorenzo, insiste Lozano, rabbioso di lui, con il corridoio in mezzo, con Venezia, a dove vuoi andare? In da porta con pallone. Va bene, pallone sbagliato, ma va bene. Bravo Kim, che gli vuoi dire a Kim? Quanto tempo è che non vai dal barbiere a fare barba? Devo fare barba, sì, mi devo sistemare il baffo, il baffetto, ora c'è il baffetto alla Mario Rui, guarda, il baffetto alla Mario Rui. Ai, Chiesa e Di Maria, fuori Kostic e Miretti e Chiesa e Di Maria, attenzione a questi cambi della Juventus, perché ha messo 2 velocisti Allegri, attenzione, perché sa che il Napoli spinge per andare a vincere la partita e loro di contropiede con Chiesa e Di Maria ci vuole far male la Juventus, ci può far male. Questo è un cambio dove Allegri l'ha pensato. Vediamo come gioca il Napoli, che se questi vanno di contropiede con questi giocatori che ha messo la Juve dentro, sono dolori ragazzi, sono dolori. Speriamo bene, Infatti in tira Andrea, il Napoli fa tanto gioco, tanto possesso, ma poi non tira in porta. Vogliono entrare con il pallone fino dal portiere in aria, cioè vogliono andare in aria fino a dove il portiere tirare, cioè io non capisco. Ma che pensi? Che non c'hanno quella Juve è tutta schiacciata indietro,
scambio con Issa, l'appoggio verso Tim, quindi Meret, ancora Tim, quindi la bocca, impostazione, altra apertura, scambio di idea, nuovamente dalla zona di Pancetto, che può provare a salire. Alla profonda cerca Rivera. Olivera, vai. Ancora lo spunto Kvaratskhelia, palla verso Calcio d'angolo. No. poi Allora ci visto calcio d'angolo. Oh, attenzione, l'ho detto io, attenzione contropiede Di Maria. Grande capitano. Sia Chiesa che soprattutto Milik della gestione di quel pallone. L'evidenza che lavora bene Milik, Vai Kvara, vai. Mamma mia. Dai Napoli, vai. Dai, segniamo che domani almeno vado al lavoro felice. Nel 70% degli italiani domani prende il sole. Infatti, anche io vado a lavorare, Andrea, ti capisco molto bene. Anche io lavoro domani. È come ti capisco. Calcio d'angolo per il Napoli. Siamo al 63esimo. Vai Napoli, va. Mamma mia. Dombele, ci ha scassato un cazzo, Dombele. Spalletti, fuori Dombele dentro Zelinski, dai. Oppure fuori Dombele dentro il Mas. Ci ha scassato un cazzo, Dombele, non si può fare più. Ci sta mancando il cinismo sotto porta. Tiriamo tanto da fuori e non riusciamo a scendere allo specchio della porta. E questo non va bene. Che poi la Juve ci fa giocare, il Napoli fa il gioco, il Napoli arriva alla conclusione, il Napoli che poi viene ostacolato dalla difesa della Juve e la Juve di contropiede ti può far male, è pericolosa la Juve, perché gli capita quell'occasione avanti porta come è successo, è pericoloso. Vai, tira! Vai! Vai, tira, non me ne... Vaffanculo, cazzo, ma che fai? Ma come cazzo fai? Non vedi che c'aveva due avanti? Ma che cazzo fa? Lo so. No, c'ha da fare. Non lo va di vedere le partite. Portava bene, insomma. E un po' casiccio quando ci sta per team. E lei lo sa, lo sa. Fagioli per ceci, anzi, fagioli per Sulevo. Attenzione a sta Juve che è proprio... Mi rompo un cazzo, ci vuole un cazzo contropiede. Non mi fido dei cambi che ha messo dentro Allegri. Non mi fido. Fagioli Di Maria e Chiesa. Giocatori di velocità, non mi fido di sta Juve perché questi di contropiede fanno male. Dombele non tira quando deve tirare, quando non deve. Sì. E poi tutto a piccionaia. Non riesce a prendere lo specchio della porta. Una volta che prende lo specchio della porta Dombele non l'ho mai visto. O fa il passaggio al portiere o lo butti in piccionaia. Io lo sostituirei, anche io. Dentro Zelinski o Elmas, fuori Dombele. Va. Guarda là, va fanculo, Spalletti, fuori, caccialo fuori. Basta, non si può fare più.
Cazzo, Spalletti, ma non lo vedi? Cazzo, buttalo fuori. Mannaggia, mi serve a te, oh. S fissa queste cose. Super Bowl per te 1-0 Napoli, speriamo, Super Bowl, una grattata ma la faccio, speriamo. Ragazzi, lasciate like, iscrizione e condividete se non l'avete fatto, dai. Dai, Di Lorenzo si è perso il pallone. Rimessa per la Juve, c'ha pure il culo rotto sta Juve, oh. Fagioli esce, ecco qua lo Zara e Dombele fuori, dentro il Master Zelinski, Assa Famaron, Padre Pio, tu che sei qui, mi ha ascoltato Spalletti, finalmente ce l'ha fatta, ha parlato, cioè ha sentito forse Napoliel e Padre Pio, dimmi qualcosa, tu che sei là sopra, forse ci ha ascoltato, no? Perché ha faticato. È il Master Zelinski, poi il Dombele. Mamma mia, ma che è successo? Poi, quando mancano 23 minuti, allora ce l'ha la testa che funziona il cervello, non c'ha solo la testa senza capelli. Vai Napoli! Il Napoli che invece controlla il possesso di palla. Di Lorenzo ha ricevuto la Elmas, ha appoggiato verso Kim, Anchissa, ancora Kim. Di Lorenzo. Metà della ripresa superata la questa, ancora Anchissa, palla verso Zelinski, altro appoggio dalla zona di Juan Jesus. Accompagna il movimento il Paraschelia che vai. La seconda possibilità, ecco la Paraschelia. C'è Olivera, può riuscire, scala Gatti in posizione su di lui, dentro c'è Giacomo. Arreta. Tocca per Paraschelia, 1 contro 3, Quadrato esce bene questa situazione, chiude il disimpegno, Gatti va profondo, cerca Milik, cerca una sponda, cazza il pallone, arriva Zelinski, prova a tenere il campo, guarda la lontana, fase confusa, Zelinski, prima di Milik, duello tra i due migliori realizzatori della storia della Serie A per quanto riguarda ovviamente. Andiamo. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli, torna campione. Vai Anchissa, vai! Andiamo. Vai vicino. Ma mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, lo avevo visto dentro, lo avevo visto. Mamma mia. Mamma mia, palo esterno, palo deviazione però. Fatto su, te cagato su, te Juventus, te cagato su. Facciamo. Ah, mamma mia, ancora, ma porca puttana, centrale. Mamma mia, centrale. Mamma mia. Anche a me piace come l'approccio di Elmas, Rino, mi piace. Vediamo anche Zelinski, speriamo anche in Piotr. Miau. Quando dice Gatti, miau. Vai, oh. Vai, vai. Vai, è largo. Va. Bene il Mas, bene il Mas, è entrato il Mas, anche Osimhen,
ha qualche pallone in più dentro l'area, dai. Bene, bene il Mas. Mi sta piacendo come è entrato in partita. Speriamo di vedere presto anche Zielinski in partita. In Napoli-Venezia non ci pensarono 2 volte ad espellere Osimhen. Sì, mi ricordo. Qua c'era l'espulsione per Gatti, invece niente. Si è tagliato un ruolo decisivo per questa squadra, per la capacità anche di difensiva, Juventus non può prescindere secondo me dal suo modo di stare in campo, e anche lui ha recuperato di testa, ma era anche quello che aveva contrastato lì, diciamo, Oliveira 10 secondi prima. Oh! Fallo su Anghissà. Terzo per presenza, quinto per minuti Locatelli, ha giocato 6 gare consecutive da titolare prima di stare fuori a Reggio Emilia, 175 minuti di Lorenzo contro lo Sporting Lisbona, insomma, punto di riferimento assoluto per Osimhen, che ha avuto l'occasione del 1-0, posizione... Ma ancora, cazzo! Ci mangiamo tutti i gol, ci mangiamo, una puttana mai, ma che cazzo! Ma quando ingarrammo la porta, il cinismo, non riusciamo a segnare, mannaggia che la zoccola. Mannaggia, non riusciamo a segnare, ma che maronna. Dai Napoli, dov'è la macchina da gol che conosciamo tutti? So che sto mese d'aprile è stato veramente un pesce d'aprile, ma proprio un pesce rosso, proprio una balena, ci ha scassato un cazzo. Speriamo che torniamo a segnare, se no c'è... Ma io non lo so, io. Che cazzo, c'è tutto un cazzo, aprile, finisci più presto possibile. Andiamo. Dai, cerchiamo di buttare alle spalle questo momento, no. Vai Napoli. Bravo Diamante Grezzo, bravo Elmas, Elmas. Tutti alti però, ragazzi, tutti alti, non si piglia la porta, nemmeno se paga prendono la porta, non c'è niente da fare, c'è sta niente da fare, nemmeno se gli fai bonifici, anzi forse con bonifico può darsi la prendono la porta, però in questo caso non la prendono mai la porta, tutti alti. Se segno Osimhen diventa il calciatore africano più prolifico della Serie A, supera Weah, cazzo. Posizione ibrida davanti ai due mediani e quindi 4-3 in teoria dovrebbe averlo un po'. Rimessa laterale a disposizione del Napoli con Zielinski che si propone. Qualche problema verso Kvaratskhelia che va a cercare Osimhen, colpetto, poi con la testa. Fallo! È fallo. Sta crescendo nella gestione di questo pallone, resiste al primo contrasto, poi viene strattonato sia da Gatti che da Alviro. Di Lorenzo. Elmas. Alla verticale, buona copertura. Poi la possibilità per innescare i due primi per pallone impartito da parte di Giuliani e allora possesso Napoli 76-15 con la salita di Lorenzo che si movimento Elmas Siamo va in sovrapposizione di Lorenzo fallo fermosamente funzionerà. Adesso sto guardando Locatelli
Locatelli, così tanto insomma, il quiz di Elmas, Locatelli, il proprio compagno, diceva vai su, lo stava spostando, per Fagioli gli stava riferendo il cambio di posizione che si era detto alla fine di campo. Esatto. Zieliński, dalle parti del pallone. Napoli segna per noi, compie alla rete. Vai Zieliński, vai! Altri 5 saltatori del Napoli. Issa, Osimhen, Pacesi. Punizione 77esimo per il Napoli. Zieliński. Il colpo di testa di Lugani, quadrato alla caccia. Kim. Kim. Andiamo che vai. Che riapre Olivera, cross, il colpo di testa da allontanare. Arriva Lobot. Bravo Lobot. Altra giocata di Issa verso Zieliński. Si hanno che parole Zieliński. Zieliński, no! No! Cazzo. Queste cazzo di palle perse. Ma cominci pure tu, Don Belè, mo sei entrato tu, pure tu ti ci metti. Adesso Locatelli. 12:30 per il recupero alla fine della gara. Rabiot. Prova a dare verticalmente. Ascolta, efficace. Di Maria verso Rabiot. Si propone anche Chiesa. Aria profondo, secondo palo, cerca l'inquadrato. Attenzione dietro, attenzione a Di Maria. Cerca un po' troppo sul fondo. Bravo Kvara, bravo Kvara. E chi che è rimasto a terra? Chi che nella circostanza precedente per quanto di campo diventa verificare le sue posizioni si mette di questo a parte si sarebbe dovuto giocare questa partita. Vediamo l'origine di questo contrasto. Punto di riferimento assoluto della stagione del Napoli, 40esima presenza stagionale d'oggi per Kim che aveva saltato il match del girone andata con lo Spezia, che ha saltato. Chiaramente lo sapete, c'è una Spalletti. Kim quanto è fondamentale per la difesa del Napoli. Che difensore, mamma mia. Non ha fatto sentire per niente la mancanza di uno come Kalidou Koulibaly sta stagione. Mamma mia, mamma mia. Aia. Dolore per Kim. Speriamo non sia nulla di che. Intanto la Juve batte il calcio d'angolo quando siamo al 79esimo senza Kim in difesa. Brutta questa. Mamma mia, Rugani in rovesciata, pallone alto. Meno male, non è successo niente. Dai Kim rientra, dai Kim rientra. Abbiamo bisogno di te. Dai gigante. Dai coreano, dai nostro Kim Min-jae, Ninja. Per chiudere questi parentesi di cui parlavamo prima fra Fagioli e Locatelli, Locatelli ha chiesto spiegazioni ad Allegri perché non è convinto della posizione di Lobotka. Oh, anch'issa. Oh, fallo, pezzo di merda. È fallo là. C'è una sbraccia, è fallo di quella merda di Mili. Sì, questo è il finale, ragazzi, era stato bravo Fagioli, Kim è rientrato comunque. Non si passava da Kim ad Anchissà per liberare il centrocampista centrale, sono stati bravi a scalare avanti i centrocampisti della Juve. Poi Milik ha dato una mano a Issa di alzarsi, non abbiamo interrotto gli alternati e abbiamo provato a giocare. Osimhen ha colpito la traversa solo scheggiato. Palo. Poi ciao Cicchi, mamma mia. Come in questa circostanza, con l'avanzata da parte di Paraschelli, che era Fagioli in quella zona. Poi tentativo, colpo che Maria giocatore è pazzesca, qui ha esagerato, ha provato una soluzione verso la porta avversaria per entrare da campo. Insiste il Napoli, lo fa con Di Lorenzo, altro appoggio verso il team, 81 minuti, 11 secondi. Andiamo ragazzi. Andiamo ragazzi. Vai, Di Lorenzo, mamma mia. Andiamo Napoli, dai, facciamo sto cazzo di gol, dai. Vinciamo sta partita.
accompagna il movimento di Lorenzo. Elmas va dentro, gli darà un po' di campo, il fatto di Lorenzo riceve. Poi a giocare a dentro, a trovare un buon quadro per Anchissa, che pensa alla grossa, va a prendere il calcio alla fine sceglie Elmas. Mamma mia. La palla di lui e Rabiot, alla fine fa Gioia. Fallo! Bocca in anticipo, poi il fallo, Bocca. Oia, era fallo lì, cazzo! Era fallo! Merda! Era fallo! E chi è morto? Puh! Era fallo! E chi è morto? Puh! Puh! Arbitro e merda, nato! Puh! Così go, puh! Terzo arbitro e merda. 2 partite con il Milan, stasera con la Juve. Puh! Pelate e merda. Qui vediamo, andiamo subito al Canarelli, Luca. Stavo controllando via la... È fallo! È fallo! È fallo! Lobotka prende il pallone col destro e viene preso sul sinistro. È fallo netto. Sta andando al bar, sta andando a rivedere, vai pure Luca, ci hai raccontato ovviamente la fattispecie è quella, quel contatto sulla bocca, c'è Spalletti in campo, È fallo! tranquillo, dopo che sta pensando dei cambi, c'era la magna già accesa, dentro di gara che chiede un po' di tranquillità e va a rivedere al monitor. È fallo! Ah, mettere davanti la gamba, colpisce la vodka, secondo me gli impedisce di gestire quel qualcosa di grave. Poi dopo questo è il secondo, il primo Ovviamente c'è tutto lo sviluppo, ma l'attenzione dell'arbitro sta concentrando in questo momento su questa situazione. Sono immagini che sta vedendo il direttore di gara. Vai pure Luca che chiede la linea, l'arbitro chiede calma. Vai Luca. Viene prima prende la gamba di Lobotka e poi il pallone. A mio parere questa è una infrazione da sanzionare, un intervento da sanzionare, un calcio che inizia a favore dell'altro. E infatti, Affanculo te! Pezzemme! Era fallo e si vedeva, affanculo, su! Va, fa, mocclot, non è golla. O pull torna tenerinda o mare. Ah. Che mi hai fatto male a capo e bomba. E si è visto che prima l'hai toccato, l'hai fatto andare con la testa di bomba sulla terra e poi hai fatto contropiede perché lui è il delfino là, delfideo là. Polpo e delfino, tornata a venire in do mare. Fangulo, va fangulo. Pure che vai una scheda dentro una spadura. Dai Napoli. calcio di punizione per il Napoli, 85-30, e ovviamente la conseguenza della decisione dell'arbitro che ha rettificato, quindi mi sia del fallo. Zilinski, Osimhen dalle parti del pallone, si va posizionando la barriera della Juve. Szczesny con le indicazioni, Zilinski con la sua concentrazione. In area di rigore Elmas. Dai Piotr. Dai Piotr. Raspadore appena arrivato, Anchissa e Di Lorenzo. La con il destro, Szczesny. Sicuro nel duello tutto polacco. Zilinski. Ha dovuto valutare la traiettoria Szczesny, nel senso che è vero che era centrale, Ah.
Mamma mia, Rino, mamma mia. Andiamo con campo, Dario Bernardi. Un retroscena del gol annullato perché Di Maria ancora prima che Fabri arrivasse al monitor è andato da Milik a chiedere se effettivamente avesse fatto fallo o meno e Polacco ha confermato, mentre adesso in questo momento Allegri chiama Dusan Vlahovic in Renate. E vedremo quello che saprà dare. E sottolineare per prepartita Massimo che ha Vai. positivi. Vai, sali. No, cazzo, ma come si fa a sbagliare? Come fate a sbagliare un passaggio così? Dentro a prendere la posizione Milik e qualche Chiesa che si propone. Navolobo. È ancora possesso Juve. Con Rabiot che va profondo. Andiamo. Insiste Danilo. Chiesa prova Di Lorenzo in copertura. Fallo. E dunque sarà rimessa dal vuoto per il Napoli. Poi 20 più recupero a termine della gara. Con un recupero che a questo punto si allungherà. Eccolo qua. Questo è l'intervento che l'arbitro aveva considerato regolare in diretta da rivedere e ha fischiato il calcio di punizione, annullamento del gol, punizione poi centrale per i zilisti. Vi ricordo Sunday Square con tutte le interviste, con tutte le immagini, con tutto ovviamente quello che è avvenuto in questa giornata di campionato, anche Rafa Benitez ospite in studio. Sunday Square tra poco. Avremo notato da Nissa, insiste ancora la Juve che può provare a salire, raccomandato la parte di Locatelli, che è servito Fagioli, e a Fagioli verticale, a innescare il movimento di Maria. Kim combatte ancora Di Maria, Kim anticipa, poi Fagioli a riaprire di Nissa, Di Maria che è l'eliminazione della Juve, ancora l'intervento su di lui, e poi allontanato questo pallone, alla fine si alza. Fanculo, pezzi di merda. La sfera su questo rinvio da parte di Kim, l'ultimo a toccare proprio Di Maria, ringraziato per proteste. Minuto 89, usando per proteste, per il numero 22, che non era liquidato. Adesso è importante capire quanto recupero ci sarà. Intanto, ecco il cambio. Fuori Milik, dentro Vlahovic, che ha una Milik. L'attaccante della Juventus, che richiesto tanto in fase di sacrificio, di posizionamento, lui secondo me nel secondo tempo più del primo sono riuscito a lavorare un paio di palloni fatti bene. Pietrino Dindondan, da quanto tempo? Ciao Pietrino, come sta amico mio? Fratello partenopeo, forza Napoli, tanto tempo che non ci vediamo. È proprio nella stagione nostra, eh? Questa è la nostra stagione, finalmente. Tutto meritato, tutto guadagnato, tutto sudato. Abbastanza bene, dai, abbastanza bene. Siamo stanchi, ma abbastanza bene. Te come stai? Tutto bene? Spero di sì. Attenzione, contropiede Juve, attenzione. 90esimo, 6 minuti di recupero, attenzione. Fuori, oh. Mamma mia. Di Lorenzo era fuori, quindi il tocco di Chiesa Era fuori. È fuori. Possesso Napoli. Ti piaceva il gol, ti Juventina. Due gol annullati, perché ci sono tutte e due annullate, un fallo, uno sul fondo della linea, ciao. A fanculo. Bene, mi fa piacere, frate. Mi fa piacere, Pietrino. Bene così, ci vuole ancora di più. Vai, ora bisogna fare il gol, bisogna fare. Fallo un po'. Vai, allarga.
sembra negli applaudi dei propri bianconeri, punto di riferimento assoluto da Nino. Un giorno rispondono dei gravissimi errori della sua stagione contro Capesgaio, Moderno San Carlo, rendimento clamoroso per tutta la stagione, mentre adesso pioggia copiosa. Ma che è questo? Finale allo stadio, quando mancano 4 minuti alla fine, si arriverà al 96esimo, Locatelli prova a inventare, palla per Fagioli che vuole far correre il quadrato, occhio alla sua avanzata, c'è Quadrato su di lui, prova il movimento le proteste da parte di Quadrato, direttore di gara che ha lasciato giocare. Però Montella si è lamentato per un possibile intervento ai suoi dati, se abbiamo dall'altra parte dell'avanzata del Napoli, deve scalare i campi in quella zona, arrivare. Speriamo, Pietrino, vai Zelinski, vai Osimhen. Vai! Ma! Lunga, cazzo! Se l'ha allungato. Mannaggia, se l'ha allungato, mannaggia. Mannaggia. Vai! Vai! Assolutamente, se fa provare il prodotto che adesso si accende la situazione con la Juve che vogliono una maggiore serenità nella ripresa del gioco, con la Belli che arriva lì con Danilo, con Gatti, con tutti gli altri. Quindi vediamo se l'ha salvato Scessi qualche istante prima in maniera strepitosa Osimhen, qui è basta, ma è completamente libero. Quadrato era rimasto ancora rimasto sul contrasto precedente. Però scusa, questo è il finale, è tutto comunque dalla giocata prima dei Zelinski, assolutamente, perché quello stesso Zelinski che... Zelinski, ti amo! Raspadori, ancora di più! Godo! 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 Questo è l'intervento, vediamo. Questo è la parte di Quadrato con Francesco, che vuole giocare Quadrato, questa è la reazione. Vado via, ciao, dice Allegri. Chiagn, Allegri pianci, Chiagn. Cature, Quadrato, care sempre der, Lobotka, minchino a te, Lobotka, minchino a te, Lobotka, minchino a te, Lobotka, minchino a te, Lobotka. Ecco Rachmani, dentro Rachmani. Possesso Juve, adesso può provare a testa bassa con Locatelli, palla verso Quadrato, il tocco su Fagioli. Grande Pietrino, ci ha portato fortuna, sei un grande. Grande. Mamma mia. Mamma mia. Bravi, bravi. Oh, tieni. Grande Kim. Fischia arbitro. Fischia arbitro. Fischia arbitro. Fischia arbitro. Grazie Pietrino, te sei un grande, sei numeroso. Piove a Torino. È un tempo da Juve a Torino.
Mamma mia. Mamma mia. È pronto a battere la rimessa Di Lorenzo, senza particolare fretta. Paraschelli allungata al cronometro e al tabellone. Dopo verso Ermas da parte di Lorenzo. Altro appoggio Di Lorenzo, quindi può uscire e può ripartire con questo movimento. Appoggiando che arriva per l'intervento sul Fagioli. Adesso i tifosi della Juve muguggiano, applaudono ironicamente dal loro punto di vista questa necessità arbitrale. Mascetti alla battuta lunga, profonda, a cercare l'inserimento di Gatti, poi l'intervento di Rivera, ancora Gatti, duello con Juan Jesus, falloso, e allora Gatti Dai, fischia, arbitro, cazzo! Fischia! tutti dentro, Scherzi sale sulla sua tre quarti. Fischia, arbitro, fischia! Fischia chi ti è morto, fischia! Mamma mia! Fischia chi ti è morto! Vlahovic, anche Danilo, sono 6. Mamma mia! Fuori nel cielo di Torino, palla con il bacino, Eh! per sfidare la diretta. Mamma 8 minuti sul cronometro. mia! Fusione. Grazie mille! La sua battuta col bacino, pallone che Mamma entra in mia! nessuno dei saltatori della Juve si è potuto avvicinare a questo pallone. E allora è pronto. Adesso Verette, con i tifosi del Napoli pronti a festeggiare. Giuseppe Manigno che... Ma... È tornato Allegri, poi Dario ci racconterà se sei veramente finisce qui, finisce Sì! Sì! la gioia dei Raspadori che torna al gol che gli mancava dal 12 potrebbe arrivare già nel prossimo weekend, non il Napoli sarà abitato direttamente eventualmente nella giornata di domenica, quando il Napoli dovesse vincere il proprio match e la Lazio pareggiare o perdere la partita di San Siro contro l'Inter. È una festa che sa molto di traguardo finale. Sì! Napoli per la Juve, ovviamente. Tanta delusione, credo però anche una prestazione comunque di livello, una settimana importante anche dal punto di vista delle coppe, mentre questa è la festa del Napoli. Prego. Grazie a tutti ragazzi per essere stati qui con me. Buonanotte a tutti. Da Napoli 87 e come sempre voglio. Forza Napoli. Buonanotte a tutti. Ci vediamo nel post partita del video del Napoli.